Cari amici, ben ritrovati. 10 gennaio 2023, 26 gennaio 2023, ritorna la sagra di Vergoman Amiane. Siamo in provincia di Treviso e siamo in compagnia della nostra cara amica Giulia Bortolini, che ha una novità da dirci, nel senso che è nata una nuova associazione, nel ricordo però di una vecchia tradizione di Miane. Certo, è nata una nuova associazione in ricordo di mio fratello, che ha fatto il presidente del comitato vecchio per 25 anni. Adesso, essendo il terzo settore è stato rivoluzionato, abbiamo dovuto fare un'associazione nuova, sempre in memoria di mio fratello, e andiamo avanti con i suoi valori, con il valore dell'educazione, del rispetto, della collaborazione, della collaborazione tra le persone, non della divisione. Quindi abbiamo voluto comprendere e chiamare anche la Proloco, e soprattutto le donne della Proloco, continuo a dirlo, sono persone fantastiche, che ci danno una mano, che ci hanno insegnato, perché noi come neofiti non sapevamo. Anche perché prima passavo tra le cucine, ci sono dei profumini che fanno veramente girare il sì, stomaco. ci fanno tutti i complimenti, fanno venire voglia di mangiare. Il mangiare è un mangiare antico, diciamo, i fagioli con la farina, i fagioli con la pecchetta e tutto quello che si mangiava una volta, le tripe. Tutti ci fanno i complimenti, sì. Giulia, noi intanto ti ringraziamo, però sicuramente, e lo abbiamo visto dalle immagini in sovraimpressione, tantissimi volontari giovanissimi, e quindi un grazie enorme a tutte queste persone che ci danno una mano. Una mamma mi ha detto sì, vengo a aiutarti, porto anche mia figlia, ha 17 anni, però gli dà fastidio toccare il piatto in tavola, non so cosa faccia. E quella sera che è venuta qua, io ho visto a correre e con voglia di fare, i giovani mi hanno commosso. Giulia, noi intanto ti ringraziamo, la festa sta iniziando, quindi anche te avrai tantissimo da fare, le tavole si stanno riempiendo di commensali, sicuramente per l'ultimo weekend questo servizio andrà in onda, quindi a te 2 secondi davanti alla telecamera, invita tutti i telespettatori a venire qua a Miane a festeggiare la sagra di Vergoman con voi. Perfetto, vi aspettiamo tutti, c'è tanta gente simpatica, c'è il mangiare di una volta, mangiare buono, e tanta compagnia, tanta voglia di stare insieme, ripeto, nel rispetto reciproco, con tanta educazione e con i valori che portava avanti mio fratello e di cui io sono orgogliosa di essere il mezzo che arriva agli altri. Ecco. Grazie. Giulia è un attimino commossa, però lo ricordiamo, qui al Polifunzionale fino al 29 gennaio vi aspettano tutti, perché il vero senso di far festa, di comunità, dopo la pandemia bisogna farlo ritornare, e loro ce la stanno vedendo tutta e ci stanno anche riuscendo. Quindi venite a trovarci, venite a trovarli, troverete sicuramente un pasto buono, qualcosa di chicco da mangiare, c'è anche l'enoteca, quindi un piccolo assaggio di vini si può anche fare. Certo. Grazie mille e alla prossima. Grazie a voi.